super PC del 2007, così composto: lettore CD-ROM SCSI Ultraplex 40 Max, hard disk removibile IDE, Pioneer DVD-ROM e CD-ROM laser memory slot in, Pioneer masterizzatore DVD RW compatibile anche con compact disc high speed IDE, LED aggiuntivi verdi e rosso in aggiunta a quelli del case. Andiamo a vedere come è composto dentro questo PC. Allora, in alto l'ultimo della catena SCSI è un terminatore, eccolo qui. Poi c'è il lettore CD Ultraplex 40 Max SCSI, hard disk removibile IDE, lettore DVD e CD Pioneer slot in, masterizzatore DVD e CD Pioneer IDE, floppy drive 1,44 MB 3,5 pollici e ben 3 hard disk. 1, 2, 3. Quindi abbiamo un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6 periferiche IDE parallelata. Come è possibile controllarle tutte? Grazie a questa scheda ProMice Ultra 100 che ha a bordo 2 controller IDE più i 2 della scheda madre. Potremmo connettere 8 periferiche. Qui c'è la CPU Pentium 4 e qui si può vedere la scheda video. In basso, in ultima posizione, c'è una bellissima scheda SCSI 2940 Ultra Wide. Super PC del 2007 SCSI e IDE.